Ok, sì. Buon pomeriggio a tutti. Mai avuto una voce così squillante? Buon pomeriggio, secondo appuntamento della serie IRSE Narratori d'Europa. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con un primo romanzo, quello dell'autrice irlandese Sally Rooney. C'è stata l'analisi precisissima di Stefania Savocco, che ha colto veramente degli aspetti interessantissimi del romanzo, e c'è stato un momento conclusivo in cui avete visto chi c'era. Una cosa invece originale che abbiamo fatto quest'anno per la prima volta, una intervista doppia curata da Piero Dal Poz, in cui da una parte avevamo una persona della generazione boomer e dall'altra una persona della generazione Z. Oggi passiamo ad un altro romanzo. Il filo rosso sarà sempre quello delle inquietudini dei giovanissimi nella loro transizione verso l'età adulta, con tutte le difficoltà, le inquietudini, le criticità che possono incontrare, non solo per il fatto che diventare grandi è difficile, ma anche perché spesso è difficile anche in relazione al contesto storico e sociale in cui si diventa adulti. Quello che succede intorno a noi quando cresciamo influisce sicuramente sulle difficoltà che abbiamo nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, che già è complesso di per sé. Il romanzo di oggi è quello di un autore francese, Nicolas Mathieu, si intitola E i figli dopo di loro. E quindi lascio la parola a Stefania per entrare nel vivo del romanzo. Questo. Allora, partirei da una considerazione. Adolescente viene dal latino adolesco. I verbi che finiscono con il suffisso sco si chiamano incoativi perché indicano l'inizio di un'azione. E quindi che cos'è adolesco? L'adolescente è colui che sta crescendo. Poi si arriva al participio passato, adolesco, adolescis, adolevi, adultum è il supino. Il supino in latino indica una tensione. Quindi l'adulto non è altro che colui che è cresciuto. E io direi meglio, se consideriamo il supino appunto come una tensione, questo nostro andare verso la crescita che però forse non si compie mai davvero, no? Forse restiamo adolescenti sempre, perché l'adolescente è colui che comincia, cresce, si evolve, tende verso la crescita compiuta, ma chi di noi in realtà riesce ad arrivare al compimento delle cose? E allora ci sono dei tratti dell'adolescenza che possiamo riconoscere al di là del tempo e dello spazio. Per esempio, in questo libro ci sono 3 adolescenti, uno si chiama Anthony, una Steph, una Sin. Siamo nel nord-est della Francia e siamo negli anni 90. Ma io spero stasera di accompagnarvi in un viaggio in cui riconosceremo che questi adolescenti degli anni 90 della Francia settentrionale in realtà hanno gli stessi tratti che può avere un adolescente di oggi. Può cambiare forse la tecnologia, ma in realtà non cambiano alcune peculiarità dell'adolescenza. Il primo personaggio che incontriamo di questo romanzo di Nicolas Mathieu, che è classe 1978, è nato a Épinal, cioè nel nord-est della Francia, e poi ha studiato a Metz le discipline dello spettacolo. È diventato famoso con un romanzo nel 2014 che si chiama O animaux à la guerre, che sarebbe tradotto in italiano come una guerra, da Marsilio, ed è un romanzo che è diventato di grandissimo successo, tanto da avere la trasposizione televisiva su France 3. Poi nel 2018 è uscito appunto I figli dopo di loro e adesso nel 2022, ma non è ancora arrivato in Italia, con Nemarà, un altro ennesimo romanzo. Questo è uno scrittore prolifico, quindi
che sta avendo largo successo perché parla della provincia francese. Il primo personaggio di questi 3 adolescenti che viaggiano in un momento di transizione, gli anni tra il 92 e il 98, perché sceglie proprio questi? Perché sono è un momento di transizione tra due fasi storiche di eccezionale levatura. Da un lato la caduta del muro di Berlino, dall'altro il crollo delle Torri Gemelle. E come c'è questa transizione storica, così c'è una transizione individuale, l'adolescenza. Anthony è un giovane di 14 anni nel 92 e come tutti i giovani non si piace. È un po' a metà tra il bambino e il ragazzino, mangia ancora la baguette col formaggino, ha un occhio semichiuso che gli dà come dire, una parvenza imbronciata, al piede numero 43, è pieno di brufoli, di lentiggini, non si piace. E quello che invece invidia è il cugino che gli sembra sempre sicuro di sé, sempre disinvolto, sempre al posto giusto. È un ragazzino che ha bisogno del contatto fisico, che nasconde sotto il letto le cassette VHS, quella volta erano le VHS, oppure le riviste porno, e vuole fare a botte con i compagni, perché deve esserci il corpo a quell'età, ma nello stesso tempo è un ragazzino che sogna il grande amore e da ragazzino, proprio da bambino, si innamora di una compagna e con la bici va sotto casa. Quanti di noi hanno fatto la posta, cioè andavano sotto casa per incrociare l'oggetto del desiderio? Oppure, come Anthony, andavano a costruire le compilation, quella volta c'era il Walkman, e costruivi le compilation con tutti i pezzi dedicati a, e passavi tutto il giorno a sognare questo amore finché poi non te lo porta via il miglior amico, come succede ad Anthony, a cui l'oggetto del desiderio viene portato via dal figlio del prof di matematica. Ecco i primi tratti dell'adolescenza. Non mi piaccio, i piedi troppo grandi, le lentiggini, i foruncoli. L'altro è sempre meglio di me. Io non sono mai abbastanza. Un po' ho bisogno del contatto fisico, un po' sono un sognatore. E questa cosa del contatto fisico è verissima. Quando ho rivisto i miei alunni dopo la pandemia, la prima cosa che ho osservato e che continuo a osservare è che loro si abbracciano, escono per mano al momento della ricreazione, devono proprio toccarsi, hanno bisogno di toccarsi. È la cosa che veramente è il tratto più forte in questo momento post pandemia. Ma poi, come leggiamo nella fotocopia, a pagina 109 e la seguente, come si sente Anthony, questo adolescente? Sentì piombargli addosso di nuovo quel malessere vago, la voglia di niente, la sensazione che non sarebbe mai finita, l'inferiorità, l'infanzia, i conti da rendere. Di tanto in tanto si sentiva così male che gli venivano idee spicce. Nei film la gente aveva la faccia simmetrica, vestiti della taglia giusta, molto spesso mezzi di locomozione. Lui si accontentava di vivere di default, asino a scuola, appiedato, imbranato con le ragazze, neanche capace di star bene. Ecco, l'adolescente è quello che vede i film e lì tutti hanno la faccia simmetrica, i vestiti della taglia giusta e i mezzi di locomozione. C'è un altrove sempre perfetto, che può essere il compagno che prende 9, il cugino che è più disinvolto, e tu invece sei uno che vive di default. Mancante, non sono abbastanza, non vado bene, io sono sbagliato. Questo è un tratto adolescenziale
a prescindere dal fatto che il personaggio sia del 1992, che siamo in Francia, nel nord-est della Francia. Un altro tratto che è tipico di questo personaggio è il rapporto conflittuale con la famiglia. Nel caso di Anthony, lui ha un padre, Patrick Casati, che ha perso il lavoro e è diventato alcolizzato, tira su qualche lira facendo lavoretti, pulendo le piscine o i giardini altrui con un camioncino della Iveco. Porta con sé ogni tanto il figlio con la falciatrice ed è uno che la domenica non ne vuole sapere di parlare. Si mette davanti alla TV e guarda i film di Clint Eastwood oppure guarda il Gran Premio. Quindi non si parla a casa. E non parlarsi significa che poi Anthony si chiude nella sua stanza e la sua stanza è un perimetro fatto di un letto con le figurine della Panini attaccate. Chi di noi non ha attaccato le figurine che potevano essere dei calciatori o della star che seguiva? Ha i jeans neri e una maglietta, una polo con la scritta Grigel, quindi neanche una maglietta importante, ma semplicemente come una pubblicità, e per scrivania 2 cavalletti e un asse sopra. Un orizzonte limitato che quindi lui vorrebbe superare. Un altro tratto dell'adolescenza. Noi sogniamo sempre di essere altrove. Alibi, altrove. Se sei di Pordenone vuoi stare in America o semplicemente a Milano. Se sei di Roma vuoi stare in Nord Europa. Non c'entra dove stai. Se sei di Milano vuoi stare comunque in Sicilia, perché pensi sempre che la felicità sia altrove. E quando scoprirai da adulto che ce l'avevi a portata di mano e che quello che non ti sembrava abbastanza forse era l'altrove che cercavi, forse sarà troppo tardi. La prima cosa che rifiuti è la normalità. La normalità che tu misuri dove? In famiglia. Perché normale viene da norma. Norma vuol dire regola e per un ragazzo la regola è quello che tocca nel momento in cui si alza la mattina e vede intorno a sé. E allora il nostro Anthony che normalità conosce? I suoi gli sembravano gente da poco, in fin dei conti, per la statura, le loro condizioni, le loro speranze, persino le loro disgrazie, banali e congiunturali. A casa erano licenziati, divorziati, cornuti o malati di cancro. Erano normali, insomma. E tutto quello che esisteva al di fuori passava per relativamente inammissibile. Le famiglie crescevano così, su grandi gettate di rabbia, su sotterranei di dolore agglomerati che sotto l'effetto del pastis potevano tornare su di colpo nel bel mezzo di un pranzo festivo. Sempre più Anthony si immaginava superiore, sognava di squagliarsela. Se tu conosci come normalità un padre che è alcolizzato, una madre che sta sempre fuori di casa, quella normalità la rifiuti e sogni l'altrove. Il primo personaggio dunque è Anthony, che rappresenta il ragazzo brufoloso a metà tra corporeità e romanticismo, il ragazzo che non parla con i suoi, il ragazzo che vuole stare altrove, il ragazzo però che ancora mangia il pane e formaggino perché non è interamente cresciuto. Poi c'è Steph e Steph invece è una ragazzina che viene da un ambiente sociale decisamente più prestigioso. I suoi vogliono che lei studi perché bisogna sgobbare sui libri
e se lei otterrà il baccalaureat, cioè la maturità francese, con pieni voti avrà la macchina. E allora lei studia e mentre studia si accorge di quanto l'orizzonte dei suoi sia un orizzonte molto limitato, perché loro, i genitori di Steph, che sono certamente agiati, cosa considerano importante? Avere lo chalet, avere la macchina, avere un certo successo, e mentre lei studia si accorge che i valori che sono importanti per la sua famiglia sono assolutamente irrisori per il mondo della cultura, di quella intelligenza che un giorno avrà il potere economico, sociale e decisamente il potere anche politico. Lei cresce sui libri e comincia sempre più a prendere le distanze dal modello genitoriale. Pagina 274, sentite come dice Nicolas Mathieu a proposito di Steph e i suoi genitori. Il modello dei suoi genitori, con la loro agiatezza esponenziale, lo chalet in montagna, l'appartamento a Juan-le-Pin, la smania di avere le conoscenze giuste, quel senso di spocchia, ora le appariva nella sua evidente pochezza. Mentre studi, quello che i tuoi genitori ti spacciano per importante, lo chalet, contare qualcuno, diventa un orizzonte limitato. Per avere successo non bastava aver avuto non bastava vendere auto di lusso e conoscere tutti i ricchi della città, in fondo era un orizzonte da poveracci, da idioti perpetui. Quella nicchia ovattata era appesa a un filo, i suoi vecchi si consideravano signori, ma erano solo miseri intendenti di un regno che veniva organizzato altrove. In realtà il potere ce l'ha sempre qualcun altro, e quelli che si considerano agiati perché hanno lo chalet e l'auto bella, in realtà non contano niente se consideriamo la storia nelle sue macro aree. Con Clem, la sua amica, scopriva il quadro nel suo insieme, gli autentici decisori, quelli che davvero decidono le sorti del mondo, passavano attraverso corsi propedeutici e lauree a numero chiuso. La società selezionava così i suoi figli fin dalla scuola elementare per scegliere i soggetti migliori, quelli più capaci di dare manforte allo status quo. Da quella sistematica estrazione delle pagliuzze d'oro risultava una prodigiosa gerarchizzazione delle forze in gioco. Lo studio permette di creare una sorta di selezione naturale, di estrarre le pagliuzze d'oro, quegli elementi che formeranno i dirigenti del futuro. E lei vuole far parte di questo gruppo che un giorno avrà il potere. Ogni generazione forniva il suo quantitativo di bei cervelli, presto guadagnati alla causa, debitamente ricompensati, che andavano a rafforzare i retaggi, a vivificare le dinastie, a consolidare la gigantesca architettura della piramide francese. Alla fin fine, il merito non si contrapponeva alle leggi della nascita e del sangue, come avevano sognato giuristi, pensatori, i diavoli del 1789 o gli ussari neri della Repubblica. In realtà nascondeva un'immensa operazione di selezione, una straordinaria potenza di agglomerazione e un progetto di continua rabberciatura delle gerarchie esistenti. Che cosa ha detto Nicolas Mathieu attraverso la figura di Steph? Questa parola del merito, che adesso va di moda anche in Italia per la scuola, no? Esiste veramente un merito che voglia dire si arriva a posizioni di prestigio, si arriva a decidere le sorti del mondo per i propri meriti, per le proprie competenze, o semplicemente a una selezione naturale a partire però da chi ha delle opportunità? Perché si può misurare il merito solo se tu effettivamente
parti nelle stesse condizioni, ma chi come Steph parte avvantaggiata perché ha una famiglia in cui si parla in un certo modo, che le consente di andare nelle scuole migliori e che le permette di avere stimoli culturali. Il merito in realtà non è la traccia dell'uguaglianza, dell'inclusione, della capacità di affermarsi perché tu te lo meriti, ma dipende molto dalle condizioni di partenza. E lei certamente si discosta dalla famiglia perché ha orizzonti limitati, lo chalet, la macchinetta, e vuole diventare importante, ma lei lo può fare perché ha una famiglia con certi requisiti dietro le spalle. E questa è la figura dell'adolescente che sogna di diventare qualcuno e di avere un certo potere. E lei, da un certo punto di vista, sente che questo potere è molto legato alla sua giovinezza. Una caratteristica di alcuni adolescenti è sentire che c'è una sorta di potere contrattuale nella loro giovinezza. Steph in casa ha un amico del papà che la guarda in un certo modo e lei riflette quando lo vede che è un personaggio adulto che la guarda, che forse la desidera. E perché la desidera? Perché lui è adulto, ha i soldi e lei invece è bella e giovane. Entrambi hanno qualcosa che potrebbero scambiare. Sentite come dice. Con i loro corpi appesantiti, le spalle massicce, ti giravano attorno, alito di sigaretta, forti, peli dappertutto e mani spesse, disgustosi e sexy. Gli adulti sono disgustosi perché guai, non mi devi toccare, ma sexy perché rappresentano per un adolescente il mondo possibile. E qual è questo mondo sexy? L'adolescente stava in guardia e confusamente li cercava, pensava anche quello che potevano fare gli adulti con le loro grosse macchine tedesche e le loro carte di credito. E gli adulti invece cosa pensano dell'adolescente, di una ragazza come Steph, giovane? Un giorno quelle ragazzine aerodinamiche con i seni puntuti, le gambe uscite dallo stampo 3 secondi prima, sarebbero andate a letto con dei ragazzi, avrebbero aperto le cosce e preso in bocca un sesso rosa. L'imminenza di quell'evento li lasciava sbigottiti, inconsolabili. L'innocenza sarebbe annegata nel sudore e a loro sarebbe piaciuto ancora una volta detenere il privilegio di annientare un poco di quella purezza. Il profilo appena tracciato del corpo delle ragazze li tormentava così tanto, e poi la pancia piatta, la pelle come vernice di automobile, loro, gli adulti, che avevano conquistato tutto per poi rendersi conto che a contare era solo l'inizio. C'è una sospensione, no? Il giovane vede nell'adulto le possibilità economiche, la macchina, la carta di credito, e l'adulto vede nel giovane, nella giovane in questo caso, il seno, la gamba liscia, la giovinezza che l'adulto non ha più. Allora chiedo un attimo un aiuto ai potenti mezzi qui, perché volevo uscire un attimo dalla nostra conversazione su Nicolas Mathieu, però questa figura di Steph che guarda l'adulto e che un po' strumentalizza il proprio corpo per ottenere quello che l'adulto ha, la carta di credito e la macchina, mentre lei dispone della bellezza e della giovinezza, mi ha fatto venire in mente una caratteristica del presente. C'è un sito che si chiama OnlyFans, che è un sito, una piattaforma nata soprattutto nel periodo in cui c'era la pandemia e gli artisti, i creatori di contenuti erano in difficoltà, non avevano soldi. Allora hanno cominciato
a chiedere aiuto ai fan che sponsorizzano le loro prestazioni artistiche. E naturalmente per prestazioni artistiche si intende un po' di tutto, sono creativi. Solo che adesso questo sito è diventato un luogo in cui si mercifica il corpo dei giovani, nel senso che fanciulle, adolescenti come la Steph che vi sto raccontando, si fanno pagare da dei fan che chiedono delle foto particolari e il tutto è legittimato. Per lei sentirete una ragazza che pratica questo tipo di attività su OnlyFans, è un secondo lavoro. Posso chiedere? Allora, l'ho aperto più o meno 6 mesi fa circa. Io pubblico semplicemente foto in intimo trasparente o costumi da bagno. Persone che magari mi hanno chiesto di vedermi nuda, magari pagando 5-10 mila euro, ma ovviamente ho detto di no. Lavoro in un parco divertimenti, nessuno ti giudica, nessuno dice niente e quindi riesco bene a dividere quello che riguarda OnlyFans e quello che riguarda il mio lavoro nel mio parco divertimenti. Ho studiato arredamento e design in provincia di Monza, però non è molto, diciamo, il mio lavoro. In realtà non so ancora cosa sia il mio lavoro, infatti diciamo che temporeggio, mettiamola così. Su TikTok faccio un po' di video della mia vita, faccio vedere il mio lavoro, i miei animali, insomma tutto quello che riguarda la mia vita. Ho iniziato così per scherzo, ho visto che insomma funzionava e ho continuato. Allora, l'ho aperto più o meno 6 mesi fa circa, anche lì ho iniziato per gioco. Essendo che tanti ragazzini comunque mi seguono, cerco di far vedere un lato di me in un'altra piattaforma, anziché magari farlo vedere su Instagram come più o meno fanno tutti, ecco. Avevo un po' paura tipo all'inizio, paura che tipo non mi riprendessero a lavoro, non mi riassumessero, e perché avevo aperto l'OnlyFans, avevo sta paura. Poi ci sto. Lavoro in una grande azienda dove la tua vita privata è la tua vita privata e nessuno tocca quella cosa lì. Diciamo che sono molto rispettosi, nessuno ti giudica, nessuno dice niente e quindi riesco bene a dividere quello che riguarda OnlyFans e quello che riguarda il mio lavoro nel mio parco divertimenti. Io penso semplicemente che le persone debbano farsi gli affari propri. La vita privata di una persona è la propria vita privata e nessuno deve giudicare quello che fai. OnlyFans, sì. Allora, in questo libro, vi ripeto, i personaggi che stiamo analizzando sono personaggi che vivono nel nord della Francia, il territorio è tra Epinal e Metz, tra gli anni 92 e 98, però ci sono dei tratti, e stiamo cercando di vedere, che sono un pochino, come dire, al di là del tempo e dello spazio, non necessariamente la Francia e non necessariamente gli anni 90. Anthony è sicuramente il ragazzino adolescente nelle sue insicurezze. Steph è quella sorta di, come dire, Lolita che sa che il suo corpo potrebbe costituire una chiave d'accesso, oltre che la sua intelligenza. L'intelligenza, lo studio le permetteranno di raggiungere dei risultati che le consentiranno di affrancarsi dal nucleo familiare, un orizzonte che le appare troppo limitato. Ma nello stesso tempo il suo corpo, la sua bellezza, la sua giovinezza, il suo seno, le sue gambe lisce, sono appetibili per l'adulto che dispone di quello che lei invece non ha. E quello che non ha sono le carte di credito, la indipendenza economica e come vedete ancora oggi questo è un aspetto che per alcuni adolescenti costituisce un problema. Quando lei poi arriva a Parigi, che è il suo sogno, abbiamo detto che l'orizzonte dei ragazzi, se sei, che so, nella provincia francese, sogni Parigi, se sei a Pordenone vorrai Milano,
no? Quando arriva a Parigi e può studiare perché ha ottenuto la maturità e quindi adesso accederà all'università, come ci si trova ad uscire nel mondo? Perché quando sei adolescente, con chi ti misuri? Con quelli della tua classe, con l'orizzonte che è la tua famiglia, gli amici, i compagni di scuola, e diventa un problema se tu hai 7 e l'altro ha 9, ma il confronto è limitato a un orizzonte ben definito. Ma poi da adulto, quando comincia l'università, quando esci in questo caso dalla provincia, ti scontri con un mondo che mette in discussione quello che faticosamente hai costruito, un'idea di te stesso. Per esempio, lei arriva a Parigi, agli occhi dei suoi nuovi compagni, Steph aveva l'aria di una buzzurra fatta e finita. In particolare l'avevano presa per il culo perché portava calzini Achille. Eppure a casa sua erano sinonimo di stile. Alla prima interrogazione, il prof le aveva consigliato di sbarazzarsi del suo accento. Poteva essere un grosso handicap al concorso di ammissione. In più doveva fare la spesa, cucinare, tenere in ordine la casa, anche se in 16 metri quadri non ci voleva molto. Nel weekend, quando non studiava, si concedeva una passeggiata in città. Aveva sempre pensato che fra lei e Parigi sarebbe stato un idillio. E adesso era delusa. Certo, Parigi conservava il suo aspetto da bignè al cioccolato, con i suoi edifici circolari, quel suo lato straripante, eccessivo, troppo ricco, beh, almeno nei quartieri bene. Certo, solo lì avevi la sensazione di essere nell'ombelico del mondo. Ma in quel diluvio di corpi, in quell'esplosione di facciate, di vetrine, di luci, nel fuoco delle traiettorie dei vicoli, dell'andirivieni dei corridoi del metro, di fronte alla bellezza dei monumenti, alla bruttezza delle vie, Steph non aveva potuto che constatare di non essere in grado di possedere quella città. Fra lei e Parigi restava un fossato invalicabile. Nel suo paese, Steph aveva fatto parte dei gruppi desiderabili, famiglia benestante, amici capaci di cavarsela, studenti senza grosse difficoltà, ragazze piuttosto sempliciotte, e i giorni si erano avvicendati con il loro fardello di obblighi minimi e di piaceri continuamente riproposti. Perciò aveva sempre guardato al futuro con una specie di benevola indifferenza. Ed ecco che una volta uscita allo scoperto, lontano da Iage, si ritrovava del tutto inadeguata, impreparata, con il semplice bagaglio di qualche idea ingenua risalente alla scuola elementare, di un po' di orgoglio e della corazza troppo sottile di una bambina viziata. Parigi è il momento in cui esci dall'età adolescente, ti affacci, diciamo, all'università, ma all'età adulta sul serio, ti scontri con la realtà, hai sognato l'altrove e poi l'altrove ti fa sentire ancora e sempre non abbastanza, inadeguata. Steph, dunque, è l'altro aspetto del momento in cui scopri che il sogno può essere anche una delusione. E poi c'è Hassin. Chi è Hassin? Hassin è un parigino, cioè anzi un francese, ma è un francese figlio di un marocchino. Sono i figli degli emigrati, e il papà di Hassin è uno che lavora da 40 anni in Francia. Ma che succede a questi immigrati i cui figli sono francesi? Sono
personaggi sospesi tra due dimensioni. Intanto vediamo come dipinge il papà di Hassin, che viene dal Marocco. Lui e Rania avevano lasciato un paese povero e trovato un relativo asilo a Iyaj. In fabbrica aveva obbedito per 40 anni, puntuale, fintamente docile, sempre arabo, perché aveva capito in fretta che la gerarchia sul lavoro non dipendeva solo dalle competenze, dall'anzianità, dai titoli di studio. Fra gli operai c'erano 3 categorie. Quella inferiore comprendeva i neri, i magrebini come lui, e sopra stavano i polacchi, gli jugoslavi, gli italiani e i francesi meno svegli. Per accedere ai posti più in alto dovevi essere nato francese, non c'era altro modo. E se per via eccezionale uno straniero diventava operaio specializzato o arrivava alla laurea, intorno a lui restava sempre un'aura di sospetto, un qualcosa che gli dava torto a prescindere. Il funzionamento della fabbrica non aveva nulla di innocente. A prima vista si sarebbe potuto pensare che fosse l'efficienza a decidere della ripartizione degli uomini, dell'utilizzo della forza, che bastasse quella logica, quella brutalità, la logica e la brutalità della produzione della marcia forzata. In realtà, dietro quei totem, che sarebbero stati sbandierati sempre di più man mano che la valle diventava meno competitiva, c'era tutto un groviglio di regole tacite, di metodi coercitivi, ereditati dalle colonie, di classificazioni apparentemente naturali, di violenze istituzionalizzate che garantivano la disciplina e la divisione degli umiliati. Sul gradino più basso stavano Malek Bouali e quelli come lui, ricci, mangiadatteri, beduini, negri. Tutte parole che venivano ampiamente usate. Con il passare del tempo il disprezzo nei confronti suoi e dei suoi simili era diventato meno esplicito, ma non era mai scomparso. Lui aveva persino ottenuto una promozione, ma gli restava in fondo alla pancia come un malloppo di rabbia che era bruciato per 40 anni. Poco importava adesso, percepiva il sussidio di disoccupazione e con l'indennità di licenziamento dalla Metalor si stava facendo costruire una casetta al paese e la moglie era partita per prima. Avevano lavorato così tanto e quei figli che fin da piccolissimi sapevano di più, capivano meglio che cos'era successo. Allora, Hassin è il figlio di questo Malek Bouali, un magrebino, che come avete visto lavora per 40 anni in fabbrica e rimane sempre al fondo perché lui è un magrebino, un mangiadatteri. Al secondo livello ci siamo gli italiani, i polacchi e i francesi di serie B e al primo livello i francesi. Cambiate Francia con Italia, sarà la stessa cosa. Il ragazzo, Hassin, che nasce francese da un padre, in questo caso magrebino, sente che ha come una sorta di marchio e da un lato ama suo padre, dall'altro lo respinge, perché la presenza del padre è il problema per lui, non lo fa sentire interamente francese. A pagina 303, parlando dei padri di questi ragazzi che sono nati, per esempio, in Francia, ma ci sono anche in Italia, i ragazzi che sono figli di immigrati. Erano cresciuti tutti quanti nel timore del padre, quegli uomini non scherzavano mica e allo stesso tempo non si poteva tener conto sul serio di quello che dicevano. A loro le vere regole della Francia in gran parte sfuggivano, parlavano male la lingua, enunciavano precetti ormai fuori corso, perciò i loro figli erano divisi fra il rispetto che gli era dovuto e un certo disprezzo del tutto naturale.
Un ragazzo che sia figlio di un immigrato e che nasca in un territorio, in questo caso la Francia, certo da un lato sente rispetto per suo padre, ma dall'altro lo disprezza perché il padre non riesce a integrarsi nel mondo francese e la presenza del padre è per lui un marchio indelebile. E poi quei padri che avevano voluto scappare dalla povertà, cosa avevano realizzato in fin dei conti? Possedevano tutti un televisore a colori, un'auto, si erano trovati un appartamento e i loro figli erano andati a scuola. Però nonostante quegli oggetti, quelle soddisfazioni e quei risultati, a nessuno sarebbe venuto in mente di dire che ce l'avevano fatta. Nessun comfort sembrava poter cancellare la loro indigenza originaria. Da che cosa dipendeva? Dalle mortificazioni professionali, dai lavori umili, dall'isolamento, da quella parola immigrati che li riassumeva ovunque, oppure dalla loro sorte di apolidi che non ammettevano mai, perché quei padri restavano sospesi tra due lingue, tra due sponde, mal pagati, poco considerati, sradicati, senza un retaggio da trasmettere. Per i loro figli erano causa di un risentimento incurabile. Quindi per loro prendere bei voti a scuola, riuscire nella vita, fare carriera, stare al gioco diventava quasi impossibile. Per un ragazzo che cresca in Francia, ma potrei dire Italia, da un genitore immigrato, la situazione è problematica perché è un marchio indelebile essere figlio di uno sradicato, di una persona sospesa fra due mondi. E questo ragazzo ha un solo possibile, come dire, modo per affrancarsi, pensa. Questo modo è fare i soldi, perché lui dice: qual è la cosa che fa dimenticare che sei un mangiadatteri, che sei uno di colore? I soldi. Sapete, quando leggevo queste pagine, era in corso il mondiale del Qatar e c'erano due giocatori che in realtà giocano, quando non è il mondiale, giocano tutte e due nel Paris Saint-Germain. In quel caso erano avversari, uno è un terzino e uno è un attaccante. In modo particolare l'attaccante, che è quello con la maglietta blu, che gioca per la Francia, perché è francese, è nato a Parigi, Mbappé si chiama, Kylian Mbappé. Bene, Kylian Mbappé è parigino, quindi è come Hassan, è un francese ma figlio di un ex calciatore del Camerun e una mamma franco-algerina, quindi è un figlio di immigrati. Però è quotato 180 milioni di euro. Una sua maglietta vale il mio appartamento. E addirittura è stato considerato, anzi nominato Cavaliere della Legion d'Onore ed è ora il rappresentante del profumo Sauvage della Dior. Questo è il tipico esempio di quello che succede ad Hassan nel libro. Cioè, se tu sei figlio di un immigrato, l'unica salvezza per non essere considerato un mangiadatteri è fare i soldi. A quel punto si scordano del colore della tua pelle. E per fare questo, Hassan non ha che una strada, che è quella dello spaccio. E quindi, vedete, attraverso l'analisi di Nicolas Mathieu si scopre proprio come, certo, si può essere per carità delinquenti, ma lo si può diventare pure perché le condizioni intorno sono tali da portarti a quell'unica soluzione.
perché per ottenere l'uguaglianza devi avere il denaro che rende tutti improvvisamente uguali. Solo che poi Asin finirà per una serie di vicende, perché non vorrei adesso rovinare il gusto anche della lettura, per una menomazione, finirà per lavorare proprio esattamente come il padre, da operaio, e questo comporterà una terribile alienazione. Diventerà uno che pulisce, distrugge le case fatiscenti perché ci devono ricostruire sopra nuovi appartamenti, fa parte di una ditta che ha questo tipo di appalto e tutto il giorno fa lavori frustranti, e quindi da lo spacciatore che ha cercato di affrancarsi da un'origine che era una sorta di marchio, diventa invece un alienato. Aveva notato che Jacques aveva certi rituali per tirare il fiato, per frazionare la giornata, la sigaretta delle 8, quella delle 10 con il caffè. Alle 11 alzava il volume della radio perché era l'ora della sua trasmissione. Cercava di fare il grosso del lavoro in mattinata per prendersela calma al pomeriggio. Analogamente dava il massimo i primi giorni della settimana, e c'era quindi tutta una serie di stratagemmi per superare il deserto, quella distesa uniforme di tempo che ti attendeva quando scendevi dal letto, e sul serio fino alla pensione. Asin lo aveva capito, il suo tempo non gli apparteneva, ma era sempre possibile ingannare l'orologio, invece non poteva far niente contro questa evidenza. Altre volontà che non erano la sua dettavano le loro regole al suo corpo. Era diventato un attrezzo, una cosa. Lavorava. Ecco che Asin, una volta che è diventato adulto, questo è il paradosso, vogliamo diventare adulti e lasciare l'adolescenza, perché vi ricordate come abbiamo iniziato? Ti senti sbagliato, ti senti di default, ti senti inadeguato, vuoi l'altrove, e poi diventi adulto e diventi un attrezzo, una cosa. E tra un pezzetto e l'altro del lavoro cerchi la sigaretta delle 8, quella delle 10 con il caffè, e alle 11 alzi il volume della radio e cerchi nel rito alcune rassicuranti forme di liberazione. Ma ancora più inquietante è il ritratto. Nicolas Mathieu fa un ritratto davvero terribile di quello che è il passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta, perché se da adolescente stai, abbiamo detto, cominciando, desiderando, cercando, da adulto cosa diventi? Prendiamo la sorella di Anthony, che si chiama Karine. Karine è come Steph, una ragazza giovane, hanno tutte la coda di cavallo, un po' al tempo delle mele. E poi a 22 anni si sposa, fa i figli, e le gravidanze avevano agito su di lei come un rivelatore. Prima l'avresti detta un'assoluta fancazzista. In realtà apparteneva alla categoria delle madri al 100%. Fin dal primo figlio si era tuffata nel suo nuovo ruolo, e dell'adolescente non restava più nulla. La ragazza era scomparsa con il parto. Ormai a soli 22 anni era quel concentrato di rassegnazione e di affetto, quell'emorragia instaccabile, traboccante di latte, di lacrime, di amore, di stanchezza. Da un momento all'altro aveva tagliato i ponti con la vita di prima, per dedicarsi senza rimpianti alla prole. Si era trasformata dall'oggi al domani in casalinga a tempo pieno. Tutte le sue giornate
seguivano sempre lo stesso ritmo, dai pasti ai riposini. Faceva alzare i bimbi, scaldava il latte, lavava, cambiava pannolini, stirava. A mezzogiorno alla pentola a pressione fischiava, patate, fagioli, maiale. Beveva il caffè guardandoli giocare con un occhio distratto. Verso le 2 si concedeva una piccola tregua, mentre i bambini facevano il sonnellino, mangiando cioccolatini davanti a una telenovela. Il pomeriggio aveva il suo nuovo carico di schiavitù, di reiterazione, far alzare i bambini, dargli da mangiare, portarli fuori, tornare a casa, preparare la cena. Quando usciva era per andare immancabilmente da casa allo studio medico, dalle clerk al parco giochi. La TV restava accesa 12 ore al giorno. Nell'appartamento c'erano 3 televisori. Micca, il suo uomo, faceva il trasportatore, era via almeno 3 notti alla settimana. Quando tornava spossato, si accasciava sul divano e i bambini andavano a rannicchiarsi contro di lui. Era una tradizione, allora si concedevano un gelato. La famiglia riunita guardava lo schermo con quel buon sapore di vaniglia in bocca. Cosa si poteva sperare di meglio? Solo a guardarla Anthony si sentiva male. Quelle donne che di generazione in generazione finivano tutte quante distrutte e quasi ridotte a fare le serve, limitandosi a garantire la persistenza di una prole destinata alle stesse gioie, agli stessi mali. Tutto questo gli metteva addosso un magone fenomenale. Allora uno cresce con i sogni, le speranze e a 22 anni, quando si sposa, è già finito. È evidente che in queste condizioni che cosa fanno i ragazzi, in quel caso degli anni 90? Si attaccano alla musica, in quel caso ai Nirvana. A Berlino era caduto un muro, in ogni città creata da quel fondo, da quel mondo univoco e deindustrializzato, in ogni paesino decaduto, ragazzi senza sogni ora ascoltavano quella band di Seattle che si chiamava Nirvana. Il paradiso era perduto. Non restava che fare rumore, perché certa musica che fa rumore, perché perdi il paradiso, i sogni, e diventi come Karin, una fattrice, una che passa dal latte ai pannolini a 22 anni. Oppure l'alternativa è sognare attraverso le serie TV, che in quel caso erano per esempio Beverly Hills, perché per un ragazzo della Francia, ma posso dire tranquillamente dell'Italia, sognare la California, Brandon e Brenda, i gemelli, e il mare, le spiagge, le feste, gli amori, l'altrove di nuovo. L'altrove è il segno del desiderio, l'attenzione, quella con cui abbiamo iniziato. Adolesco, io cresco e tendo ad ultum verso il compimento. Ma se avete seguito il nostro percorso, questo compimento spesso si traduce in una Parigi che ti trova insufficiente, in una vita che ti mortifica o ti frustra e ti trasforma in una cosa, e dalla quale poi tu esci perfettamente cosa e alienato. Vi ringrazio tanto dell'attenzione. Bene, è il momento della intervista doppia. Piero, è il tuo momento.
Adesso ti lascio subito il microfono, ti annuncio solo a loro chi saranno i 2 intervistati. Da un lato... Da un lato ci sarà Alice, che appartiene alla generazione Z, quindi è giovanissima, e dall'altro invece abbiamo Francesca, che appartiene alla generazione boomers, generazione baby boomers. Come l'altra volta Piero farà delle domande che non servono assolutamente per mettere in difficoltà nessuna delle 2 generazioni, solo per darvi un'idea di un confronto di quelle che possono essere le risposte alla stessa domanda di 2 persone appartenenti a 2 generazioni diverse, distanti, ma forse no, forse che possono anche dare delle risposte molto simili, non è detto. Piero, lascio la parola a te. Invito le nostre intervistate a salire sul palco insieme a me. Vi ringrazio per essere qui, grazie a chi è venuto o è venuta anche l'altra volta. Do il benvenuto a chi è venuto qui per la prima volta. Aggiungo appunto 2 cose semplicemente per chi non c'era l'altra volta. Come diceva Eleonora, queste domande non sono fatte per mettere in difficoltà chi ha gentilmente accettato di sottoporsi a questo esperimento, ma semplicemente per fare un confronto interessante, appunto. Quindi io direi di iniziare, che sennò vi annoio troppo con le mie ciaccole. Quindi inizierei con la prima. Facciamo qualcosa di, diciamo sì. Qual è la cosa peggiore che avete detto ai vostri genitori nella vostra vita? L'altra volta abbiamo iniziato dai boomer, quindi questa volta io il giro lo farei partire da generazione Z. Forse la cosa peggiore che io abbia mai detto ai miei genitori è: penso di non essere in grado di fare una determinata cosa, perché i miei genitori hanno sempre creduto in me e nelle mie capacità, e nel momento in cui io mi pongo con questo atteggiamento dicendo ho paura di non riuscire, di non essere in grado, hanno sempre cercato di farmi cambiare idea, e ritengo che col tempo abbia acquisito anche questa capacità di pormi nei confronti anche dei problemi o delle cose nuove con un atteggiamento propositivo, proprio per cercare di affrontare al meglio. Si sente? Dunque, io appartengo alla generazione precedente e con i genitori non si parlava, punto. Che forse è una risposta ancora peggiore. Cioè, eravamo tanto distanti, per cui loro non capivano e io non accettavo il loro, diciamo, il loro punto di vista già a priori. Quindi diciamo che non si parlava tanto, ecco. Cioè ai nostri tempi erano questioni di organizzazione familiare. Io appartenevo a una famiglia molto numerosa, perciò le cose dovevano andare bene e non ci dovevano essere intoppi, ecco. Quindi io non mi sono trovata nelle condizioni di dire né cose belle né cose, come dire, meno belle, cioè peggiori di quello che era, ecco. Io allora mi riaggancio subito a quello che ha detto Alice, ovvero la mia adolescenza ad un certo punto è arrivata ad un momento in cui pensavo da qui in poi non vado oltre. Vero o falso? Perché? Vogliamo, se avete voglia di raccontarci a fondo. No, secondo me è un po' falso. Secondo me l'adolescenza è un periodo di transizione, anzi forse è il periodo più bello della vita, almeno per quanto la sto vivendo adesso io. È un periodo di transizione perché è il periodo in cui iniziano diciamo, i problemi, e più che un blocco, poi dipende chiaramente ciascuno come l'affronta, ma deve essere più quel trampolino che
possa portare, diciamo, a crescere come persone per affrontare il mondo adulto. E puoi ripetere la domanda? Che mi sono persa. C'è stato un momento durante la tua adolescenza in cui hai pensato da qui in poi non vado più oltre, non vado più avanti? L'adolescenza per me, diciamo, i miei coetanei, è stato molto difficile. Cioè avevamo tanti intoppi, come dire, tanti problemi, tra virgolette, da affrontare con i genitori perché non si andava d'accordo. Diciamo c'erano spesso delle polemiche, addirittura molti di noi insomma pensavamo anche di scappare di casa. Diciamo che avevamo sempre delle problematiche da affrontare, ci si trovava molto con i propri compagni, con gli amici. Diciamo che la vita all'esterno della famiglia era molto più, come dire, sviluppata che non la vita all'interno, ecco. Non so se ho risposto. Posso aggiungere, ripensandoci, non avevo benissimo colto la domanda, forse l'unico momento in cui ho detto adesso mi pianto qui è stato il periodo del Covid. È stato molto pesante, soprattutto il lockdown. Io parlo per me, ma penso anche un po' tutti i miei coetanei, ci siamo ritrovati piombati in questa prigione, cioè che era casa nostra sostanzialmente, costretti a rimanere chiusi, e lì è stato molto difficile pensare a un futuro comunque positivo, diciamo così, ecco. Perché non ci raccontate invece di una volta che avete detto mi sono rotto di stare in un posto dove non accade nulla? In passato o anche il presente? Anche adesso. Io per esempio mi sono, tra virgolette, rotta della routine di cui si parlava prima, arrivati a un certo punto, definiti appunto adulti, siamo in un mondo dove siamo costretti a fare sempre le stesse cose, no? Io, pur non essendo più adolescente, sento ancora l'esigenza di scoprire, di vedere, di fare altre cose, no? E questa vita un po' limitata a un certo punto dà fastidio, ecco. Vorrei avere tanto tempo a disposizione per fare altre cose che piacciono, oltre alla vita e alla routine di ogni giorno. Concordo, infatti penso che capita anche a me. Io sono una persona che odia la noia, e anche quando per 10 minuti non ho nulla da fare mi sento quasi infastidita, diciamo così. E il fatto che appunto si possa incorrere nel rimanere, diciamo, ingabbiati in questa routine sempre ripetitiva è anche una mia paura. E sono sempre in cerca di nuovi spunti, perché spesso mi capita di trovarmi in situazioni in cui veramente non ho cosa fare. Ora, un evento collettivo che ha cambiato positivamente la vostra visione del mondo. Sì, un evento collettivo che anche non un evento vostro personale della vostra vita, ma proprio uno che abbiamo vissuto tutti, bene o male. Che ha cambiato in positivo? In positivo, vero? Banalmente, perché dopo vi chiederò anche quale ha cambiato in negativo la vostra vita. Ma a me, diciamo, lei ti chiami, scusa? Alice ha ricordato il Covid, no? Come momento, diciamo così, negativo. Io ricordo il terremoto del 76, che diciamo mi ha colpito molto, perché l'ho vissuto chiaramente.
dopo quella volta, diciamo che ho cercato di cogliere ogni momento della vita, di vivere questi momenti in maniera intensa, cercando di fare il più possibile, ecco. Cioè, in un certo senso, un momento di morte, perché sì, qui in Friuli, sì, per chi ha vissuto il terremoto si ricorderà, no? C'era molto dolore, molta sofferenza, molta distruzione, no? E da quella volta, ecco, io ho capito che la vita è importante. Ovviamente io non ho vissuto il terremoto del 76, ma me ne hanno parlato e quindi posso immaginare quanto possa essere stato impattante. Per quanto riguarda un evento collettivo che ha cambiato in positivo, diciamo, la visione del mondo, ora come ora non mi viene in mente, però banalmente forse, non vorrei andare fuori tema, ma mi possono venire in mente la ripresa dei concerti post-Covid o degli eventi pubblici in generale. Secondo me, ecco, quella opportunità per tornare a stare insieme, riprendere un po' anche la vita e apprezzare veramente lo stare insieme che ci è stato portato via anche durante i 2 anni di pandemia, insomma. Sì, concordo. Tu hai parlato di concerti, mi stai dando tante di quelle opportunità, perciò io vi chiedo, visto che ne abbiamo parlato, chi sono stati nella vostra vita i Nirvana, cioè nel senso, chi sono stati i vostri Nirvana, ovvero questo appunto idolo sia distante che vicino, che tutti conoscevano, che tutti quasi idolatravano. I Pinguini Tattici Nucleari, non so se li conoscete. Sono una bellissima band, Sì, concordo. Tanti spunti anche, tante belle parole nelle loro canzoni e direi che loro, in generale la musica per me è stata comunque un buon appiglio, però sì, se devo scegliere Pinguini Tattici Nucleari. Io non ho nessuno in particolare, però ricordo volentieri la musica degli anni 70 che ci portava a ballare, a divertirci nei festini organizzati in casa oppure nelle parrocchie, perché no, il prete veniva su nell'oratorio a controllare che tutto andasse bene. Ecco, comunque la musica anni 70 diciamo ha creato atmosfere tra di noi, insomma, veramente belle, e amicizie, amori e così via. Ok. Io vi ho lasciato una domanda di pausa, però adesso mi dovete dire un evento che ha cambiato negativamente la visione della vostra vita. Alice, penso che bene o male abbia almeno un attimino risposto, però vorremmo comunque sentire. Negativamente? Boh, non mi viene in mente niente in particolare, cioè ripeterei il periodo del Covid anch'io. Sì, bon, io non ho vissuto la guerra, insomma, però la guerra di oggi sì. E tutti gli eventi, diciamo, negativi di oggi li vedo proprio difficili anche per i giovani. Mi dico, sì, non hanno un bel mondo attorno, mentre noi penso che avessimo più così spunti positivi attorno, no? Però non mi viene in mente niente di negativo proprio. Sono contenta di come ho vissuto, di quello che ho avuto. Sì, anche a me è venuta in mente anche la guerra, anche di adesso in Ucraina. Però evento collettivo o anche... Guerra in Ucraina è certamente un evento Certo, collettivo. sì. Così, Sì. E anche adesso, in questi giorni, il terremoto in Turchia è qualcosa che fa pensare. Questo ovviamente, la guerra dipende da noi. Il terremoto è una catastrofe naturale, quindi non possiamo avere il controllo su di essa, però sono tutti eventi che ti fanno dire, cavolo, devo godermi
il più possibile quello che ho e viverò al massimo, perché il terremoto è adesso in Turchia, faccio corna, ma non si sa mai cosa potrebbe succedere. Descrivete la volta in cui i vostri amici vi hanno salvato in una situazione difficile. Io devo dire che i miei amici, come dicevo prima, la famiglia per noi non era proprio, diciamo che era un punto di partenza, una sicurezza, però non ci davano, diciamo, quello che serviva, no? Nel senso un giovane di una volta della mia età non contava tanto sulla famiglia nell'aspetto della relazione, ecco. Non so se per tutti è stato così. Io cercavo la relazione molto fuori, ecco, come dicevo, no? Il mio gruppo di amici era sacro, quindi io mi confidavo, parlavo, condividevo tante cose con gli amici. Ci si trovava tantissimo la domenica nei campi per fare dei picnic, ascoltare musica con il mangiadischi, che ricordo. Oppure la sera andavamo a prendere il latte. Io vengo da un paesino, quindi c'era la latteria. E la sera andavo a prendere il latte e mi trovavo con gli amici. Stavo fuori fino a tardi, tant'è che tante volte mio papà veniva a prendermi, e anche arrabbiato perché insomma in casa servivi in un certo senso, o per lavare i piatti o per aiutare, giusto. E così io trovavo molte risposte fuori casa, non che diciamo non volessi bene alla mia famiglia. La mia famiglia, diciamo, rimaneva come punto di appoggio, come punto di partenza, ecco, no? Poi con l'età ho riscoperto senz'altro anche il rapporto con i genitori, che insomma noi in un certo senso vivevamo proprio in maniera distinta le due generazioni, non è come oggi, diciamo che tante volte c'è un rapporto di amicizia, no? Invece nel mio caso no. Mi aggancio e poi rispondo. Sì, almeno vedo ci sono tanti ragazzi che hanno comunque dei problemi e zero dialogo con la famiglia, però io ho un bellissimo rapporto con i miei genitori e non dico sia paragonabile ad un'amicizia, ma parlo praticamente di tutto e questa è una cosa che mi aiuta. Per quanto riguarda un'occasione in cui i miei amici mi hanno salvata, non parlo di cose, tra virgolette, materiali della serie, sono uscita di nascosto e i miei amici mi devono coprire, quindi... Ma più il fatto di avere la possibilità di confidarmi, aprirmi con loro e nei momenti di difficoltà so che posso contare su di loro e anche quando ho avuto i miei momenti no mi hanno aiutata, quindi questo. Avete mai avuto quell'amico, amica, quella relazione in cui non c'entravate niente l'uno con l'altro, eravate proprio diversi, ma che chissà come mai funzionava? Relazione di che tipo? O amico o relazione anche amorosa? E la mia migliore amica, io e la mia migliore amica ci conosciamo siamo migliori amiche da 9 anni ormai e quando ci siamo conosciute 9 anni fa cioè eravamo e siamo tuttora due opposti. Inizialmente ci stavamo anche antipatiche, come penso, diciamo, nascano tutte le migliori amicizie e adesso dopo 9 anni siamo ancora qua legate, anzi l'altro giorno abbiamo fatto anche un tatuaggio assieme. Per testimoniare questa amicizia, insomma. E quindi sì, è vero, gli opposti si attraggono. Che dire? Non mi viene in mente niente di particolare.
Direi di no. Non ho avuto situazioni di questo genere, almeno in questo momento non mi viene in mente. Ok. Dunque, qual è la vostra, come dire, qual è stata la vostra esperienza nella vita con le droghe? Di cui parlano anche qui. Chi vuole partire? Parlo io perché la droga è più, mi pare, della mia epoca. Io personalmente non ho avuto, diciamo, rapporti con la droga, però ho avuto amici che hanno fatto uso, anche amici che non ci sono più, purtroppo, morti proprio a causa della droga. Però sono proprio per accompagnare alcuni amici durante questo periodo, durante questo problema in una comunità, ho fatto anche volontariato. Non so se magari vi ricordate il vecchio Cedis con Don Galliano. Ecco, quindi sì, non l'ho vissuta personalmente, però ho visto altre persone che hanno vissuto l'esperienza, se si può parlare di esperienza. Anch'io conosco dei miei amici che, allora, da quanto so, non droghe pesanti. Quello credo sia veramente pericoloso. Non dico né giusto né sbagliato, ma pericoloso. E per quanto riguarda il mio rapporto con la droga, non ho un rapporto con la droga, quindi... Però ecco, nel senso, ci sono anche le canne, c'è una distinzione tra fumo e erba, non fate ulteriori domande perché non lo so. Però io credo che... Potremmo iniziare ad approfondire Sì, qua e ora. Sì, esatto. Leonora Esatto. fa segno no, ti prego, no, assolutamente. Però ecco, nel senso, chi vuole fumare le canne, che spesso ho sentito fanno anche per assurdo meglio, una canna fa meglio di una sigaretta, però tutto nei giusti limiti. Sinceramente io anche da sportiva evito di approcciarmi a questo mondo, ecco, insomma. Ora, questa sappiate che è la domanda che ho fatto anche l'altra volta e la farò a tutti gli intervistati fino alla fine del ciclo. Dite una cosa positiva del passato e una cosa positiva del presente. Io direi che in passato sì, vero, ero più giovane. Qualcuno mi ha suggerito, vero? Non so, i rapporti con le persone trovo che una volta erano più facili, no? Trovarsi anche con le persone. Adesso siamo forse più individualisti. Del presente, le opportunità che ci sono, io sì, sono una persona curiosa, amo vedere, fare esperienze così, conoscere persone. Mi piacciono le opportunità che ci sono, perché adesso tu puoi viaggiare con poco, puoi incontrarti con persone, hai gli strumenti anche per vedere persone che sono lontane, parlarne, così. Questo vedo di positivo. Allora, ho visto l'intervista della scorsa volta e ho pensato a prepararmi la risposta a questa domanda, ma... Vedi? Allora, forse nel presente una cosa positiva è il fatto che adesso si sia molto più aperti su tutti i fronti, anche su opinioni. E ci sarebbero tante cose belle da citare. Io sono un amante della vita, quindi starei qui a elencare 1000 cose. Forse del passato... quale passato, esatto? Quale? Perché... Forse se penso al mio passato, il fatto che chiaramente tutti fossimo più spensierati, ecco. Io anche per oggi ho finito le mie domande, spero di aver spinto i nostri intervistati, però vi ringrazio tantissimo, grazie.
E vi ricordo che ci sono altri 2 incontri ogni giovedì, ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille.